I fondi Atlante stroncano la ricapitalizzazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza ed hanno annunciato che non inietteranno altre risorse nelle banche venete. Il miliardo di euro chiesto dall'Unione Europea per dare il via libera alla ricapitalizzazione con fondi statali pare dunque non arriverà dai privati. A questo punto la parola passa alla politica. Il governo punta tutto sulla trattativa con l'Unione Europea. Il confronto con l'Europa è aperto, non è interrotto, anzi sta procedendo, stiamo approfondendo le varie questioni. Noi restiamo convinti che la strada principale è l'intervento precauzionale con il finanziamento pubblico prevalente e penso che questa sia ancora la condizione che consente alle due banche di rimettersi in pista e di risanarsi, e quindi perseguiamo questo obiettivo. È una questione di tempi, dobbiamo far presto. Il tempo stringe, i CDA delle due banche torneranno a riunirsi domani ed i risultati del pressing del governo dovranno concretizzarsi il prima possibile. Nel frattempo, per i risparmiatori azionisti traditi si prospetta una nuova fonte di preoccupazione. La Procura di Roma, dopo aver richiesto a Treviso l'invio di tutti i documenti su Veneto Banca e dopo aver concluso le indagini su aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza, ha ora rinviato alla Procura trevigiana i faldoni che contengono le denunce dei risparmiatori, centinaia, probabilmente migliaia di fascicoli che in 2 anni hanno fatto il giro dell'Italia, toccato varie scrivanie ed ora tornano da dove sono partiti senza che nulla sia stato fatto.